Circa 200 migranti arrivano ogni giorno da Lampedusa, in proiezione sono migliaia per i quali è difficile garantire una dignitosa ospitalità, forti delle esperienze del passato in insediamenti massicci in Veneto come Cona e Bagnoli. La Giunta regionale ha approvato una delibera in vista della firma di un protocollo con l'Associazione dei Comuni ANCI e la Prefettura di Venezia in rappresentanza delle Prefetture del Veneto su come organizzare l'accoglienza dell'immigrazione. È una delibera che abbiamo approvato, si firmerà un accordo con Prefettura di Venezia per le prefetture e comuni, quindi ANCI con il sindaco Conte, per cercare di coordinare quello che è poi il grosso problema dell'arrivo di migranti nei territori. Noi non vogliamo rivedere situazioni tipo Cona o altre situazioni che abbiamo avuto in passato. Ovvio è che i numeri sono numeri importanti, la preoccupazione è tanta e soprattutto io faccio appello all'Europa che se c'è batta un colpo, perché è un convitato di pietra che non dà segnali, e dall'altro al governo che si trovino tutte le modalità per fare accordi a livello internazionale con i paesi fra l'altro dai quali partono questi migranti, affinché si possano creare le condizioni lì perché possano restare direttamente nel loro territorio. Le proiezioni a livello nazionale sono inquietanti perché i circa 90.000 migranti giunti via mare lo scorso anno, quest'anno non è escluso che possano raddoppiare. Sono numeri più che importanti, preoccupanti, nel senso che noi non abbiamo una capacità di ospitalità per 4.000 persone. Dopodiché aiutati che c'è ti aiuta, nel senso che questa è una previsione, cercheremo di capire anche quali saranno le attività del governo a livello internazionale e soprattutto quale sarà il ruolo dell'Europa, che oggi è totalmente assente.